Amici di Gigi Ferro Team, buonasera, sono qua con la splendida Beatrice Tomada. Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua. Giulia, sono finiti questi 3 giorni. Finalmente. Siamo arrivati alla fine, che però in realtà è l'inizio. La fine dell'inizio, sì, perché le ragazze hanno ufficialmente finito questi giorni qua in villa, gli ospiti sono già qui, si sono già accomodati appunto per godere di questa splendida cena. E buona cena a tutti quanti. E tra pochissimo anche inizieremo, ma prima dobbiamo fare gli onori di casa, quindi avviare la diretta per i nostri amici di GD Ferro Team su Facebook, su appunto la pagina di GD Ferro Team, e ovviamente tra pochissimo lasceremo posto anche alla splendida presentatrice Chiara Perale, certo, che è qui nel backstage, prontissima. Si sta preparando, io l'ho vista, è bellissima, sarà da togliere il fiato. La giuria arriverà anche questa a breve e con un po' di malincuore andremo a salutare le nostre vecchie miss per accogliere quelle nuove che arriveranno quest'anno, che abbiamo potuto conoscere in maniera molto approfondita durante questi giorni. Il nostro salottino, che ovviamente tutti hanno visto, ovviamente il nostro salottino delle miss. Spero che l'avete visto tutti. Beh, ma non vedi che gli sto dicendo tutti di sì? Durante il settimana delle miss abbiamo conosciuto bene. Il tema di questa serata, lo vogliamo ricordare, è un tema importantissimo perché parla della violenza sulle donne. Quindi noi dobbiamo andare anche a sensibilizzare, a fare ancora più rumore su questo caso, che ci sembra una cosa più che giusta, più che nobile. Infatti, come potete vedere, siamo tutti con il tema del rosso e questo sarà anche il tema delle nostre miss. Esattamente, cara Giulia. Ma bando alle ciance alle bande. Io lì comunque vedo un sacco di coroncine. Giulia, non le possiamo rubare 2, vero? No, assolutamente, perché questa sera verrà data una coroncina per ogni fasciata. Ovviamente la più importante andrà alla miss insieme allo splendido scettro che tra pochissimo vedremo arrivare e che sarà ambita da tutte quante le partecipanti, che sono anche loro già pronte nel backstage. Sono andate a sbirciare, sono già pronte. Hai fischiato? Fischiato tantissimo. E noi ci vediamo tra pochissimo con Chiara Perale e l'inizio della finalissima di Miss Aurora. Buonasera a tutti, benvenuti alla finale di Miss Aurora 2024, facciamo un applauso alle nostre finaliste invece dell'anno scorso 2023 che hanno già vissuto tutte queste emozioni. Buonasera alla nostra giuria, buonasera al nostro pubblico. Che emozione essere qui per la 4ª volta, perché l'Hotel Villa Ducale ci ospita da 4 anni, per noi è un grandissimo piacere anche perché Miss Aurora nasce con il duplice intento di portare la bellezza delle ragazze ma soprattutto anche di far conoscere le bellezze del nostro territorio. Qui abbiamo delle Ville Venete che grazie al Consorzio Ville Venete, che è il nostro appunto patrocinio che abbiamo ottenuto, che davvero ci ha portato a conoscere tantissime eccellenze in questo territorio, insomma Miss Aurora può farsi portavoce anche di questo, ma soprattutto quest'anno e questa selezione Miss Aurora si fa portavoce di un altro importante messaggio. Questa sera lo vedete già dal mio vestito, dal mio abito, ma avremo modo anche di vedere tutte le nostre ragazze. Il tema è il rosso e l'oro. Perché? Perché vogliamo anche noi di Miss Aurora, con la bellezza delle nostre ragazze, dar voce a un messaggio molto importante, che è quello della lotta contro la violenza sulle donne. E quindi io farei un grande applauso ancora a Miss Aurora che grazie a questo concorso, grazie a questa manifestazione, a questo evento, vuole farsi portavoce di questo messaggio così importante. Tra l'altro proprio il set che ornerà la Miss Aurora 2024 ha lo scopo di creare proprio la solidarietà verso la lotta contro la violenza sulle donne. Vi do già qualche indicazione di quello che sarà poi il grande premio che si porterà a casa, e lo vedete qui proprio esposto, la nostra nuova Miss Aurora 2024, perché quest'anno appunto lo staff Metti Eventi ha voluto creare proprio lanciando questo messaggio importante anche lo scettro e la corona. La splendida corona realizzata, lo ricordiamo, da Giulio De Danieli in collaborazione con Metri Gioielli, e lo splendido scettro, anche qui lo diciamo, 2 opere uniche realizzate dal maestro vetraio Marco Longo di Lavaia SRL, che ringraziamo davvero perché hanno realizzato 2 opere di
un inestimabile valore, ma soprattutto che quest'anno portano anche un valore molto importante sociale. Io saluto anche però tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta su Telecittà, in diretta anche su GD Ferro Team, quindi davvero questa sera siamo in tantissimi e ci fa molto molto piacere, anche perché le ragazze insomma sono 25, hanno bisogno di tutto anche il nostro sostegno, quindi facciamo un applauso ancora a tutte le nostre ragazze che hanno attraversato ben 5 selezioni, delle giornate anche molto molto ricche, molto importanti qui in Villa Ducale, però sono state fantastiche, ce lo può confermare anche la nostra Carlotta Dighieri, e insomma sono state giornate penso anche molto costruttive per loro, quindi grazie anche a tutto lo staff che tra poco andrò a presentarvi. Ma li vogliamo vedere queste ragazze? Le vogliamo vedere? Allora io mi faccio qui da parte perché vogliamo vedere tutte le nostre 25 finaliste di Miss Aurora 2024. Eccole qui le nostre Miss finaliste 2024, ragazze, emozionante perché insomma arrivate a questo punto diciamo che tutte vorrebbero portarsi a casa lo scettro e la corona, però davvero credo che ognuno di loro abbia vinto in qualsiasi caso, perché arrivare comunque alla fine ma vivere anche queste esperienze penso che sia davvero un premio per ognuno di loro, quindi davvero brave tutte le ragazze, ma brave ovviamente allo staff di MT Eventi, in particolare alla capostipite della nostra Manala Tabacco, che non so dov'è, forse è dietro. È là, no, è tra il pubblico, anche lei ovviamente di rosso vestita. Allora, tra pochissimo ci proietteremo, se vogliamo, già nella nuova stagione, perché quest'anno Manola ha pensato bene di iniziare la nuova stagione di Miss Aurora già a settembre, perché ha detto no, non perdiamo tempo, ricominciamo subito, quindi tra poco scopriremo già quale sarà la nuova sigla di Miss Aurora 2024-2025, ma intanto vi do qualche indicazione sulla serata, ovviamente. Ci saranno le classiche uscite, quindi quella in abito elegante, quella in bikini e poi ci saranno tantissime altre sfilate, quindi apriremo anche uno spazio per la moda, conosceremo i vari brand che ci hanno accompagnato fino ad ora, ma ci saranno anche dei bei momenti di danza, perché non è solo bellezza ma anche danza, e quindi vedremo anche questi così ospiti speciali che ci regaleranno le loro emozioni. Allora, io vorrei innanzitutto ringraziare tutta la nostra grande famiglia di MT Eventi, quindi grazie ancora a Manola Tabacco che si aggira così tra il pubblico da dietro le quinte. Se avessi il contapassi almeno in questi 2 giorni non so quanti ne avrebbe fatti, tantissimi. Grazie ancora alla nostra insegnante di portamento Carlotta Dighieri, che è anche nella nostra giuria questa sera ovviamente come giudice di voto. Grazie anche a Matteo Ballarino, insegnante di danza, perché ha curato in particolare la postura. Dove Matteo? Vabbè, lo salutiamo, lo ringraziamo, magari poi riusciamo anche a vederlo. Grazie anche ad Anna Facco per quanto riguarda l'armocromia. Grazie alla nostra immancabile Carlotta Meo, make-up artist stupenda. Dov'è Carlotta? Eccola là in fondo, mamma mia! Ti sei messa proprio nelle retrovie, sto tranquilla qui. Grazie mille Carlotta e tutto lo staff. Grazie ancora all'Estetica Alien per quanto riguarda la skin care delle nostre ragazze. Poi abbiamo fatto anche delle acconciature, hanno realizzato delle acconciature bellissime le nostre hairstylist di LB Maison. Per quanto riguarda il fitness abbiamo avuto Franco Omaggio, che è campione del mondo di pesistica. Ma non solo questo, anche il mental coach, sì, perché siamo andati anche a vedere, a scovare un po' e a far ragionare le nostre ragazze con Antonella Giulietti. Abbiamo fatto anche la difesa personale con Mauro Panisson, immancabili le interviste con il nostro GD Ferro Team, la nostra Bea, la nostra Giulia,
e per finire sono state tutte coccolate anche con un bel massaggio dal centro Well Balance, insomma sono state giornate, come abbiamo detto, ricche per queste nostre miss. Il ringraziamento mente speciale va al Salone Elbe Maison per aver ovviamente preparato anche tutte le finaliste per questa serata così importante. E dunque siamo pronti quindi per iniziare questa finale 2024 di Miss Aurora con la prima uscita in abito elegante, lo dico anche una volta per la nostra giuria. Qui avete la possibilità ovviamente di votare con le card, quindi l'abito elegante, in particolare lo diciamo l'abito rosso. Prendete perfetto le card, così siete già pronti, potete esprimere il vostro giudizio, lo fate vedere. C'è anche la possibilità di dare un numero star che equivale a 11 punti, qualora ovviamente vogliate premiare la ragazza che vi piace di più. E allora iniziamo con la prima uscita in abito elegante con la numero 1, Ilenia Brancatelli. Grazie, un applauso a Ilenia Brancatelli. E continuiamo con la numero 2, Regina Nodal, Miss Fashion Food. Grazie, un bel applauso per Regina Nodal, Miss Fashion Food. Continuiamo con la numero 3, Alice Biasini, Miss Fashion Food. Tutti d'accordo, ma quel punto in più che fa la differenza. Grazie anche ad Alice Biasini, la numero 3. Continuiamo con la numero 4, Ilaria Scatto, Miss DR Veneto. Applauso anche per Ilaria Scatto. Vediamo insomma che la nostra giuria ci sta andando molto cauto con le votazioni, stiamo prendendo anche un po' le misure. Continuiamo con la numero 5, Carlotta Vio, Miss G di Ferratin. Complimenti
complimenti Carlotta. E andiamo avanti con la numero 6, Claudia Scarpa, Miss Estetica Alien. Un applauso anche per Claudia. Ed ora arriva la numero 7, Flavia Hiseni, Miss Eneip Veneto. Quasi tutti d'accordo, in fondo c'è stato quel colpo di coda che siamo arrivati al massimo dei voti per la nostra Flavia Hiseni. Grazie Flavia. Andiamo con la numero 8, Matilde Marcon, Miss Venezia Moto. Complimenti, grazie. Facciamo un applauso anche a Matilde Marcon. Ed ora il turno della numero 9, Maria Lucia Minella, Miss Rialto Asolo. Complimenti, è arrivato anche il primo numero star della serata per la nostra Maria Lucia Minella. E andiamo avanti con la numero 10, Giorgia Scantamburlo, Miss Villa Baretta. Complimenti a Giorgia Scantamburlo, voti molto alti per la numero 10, ma intanto arriva la numero 11, Alessia Mattei, Miss Seabox.
Andiamo avanti con la numero 12, Gaia Casagrande, Miss Fashion Food. Applauso per Gaia Casagrande, grazie Gaia. Continuiamo con la numero 13, Linda Favaron, Miss Lush Studio. Facciamo ancora un bel applauso alla nostra numero 13, Linda Favaron. Andiamo avanti con la numero 14, Beatrice Russo, Miss Atelier Giusi. Grazie mille, facciamo un applauso anche a Beatrice Russo. Ed ora arriva la numero 15, Giorgia Fantinello, Miss Elena Violato. Complimenti, grazie Giorgia Fantinello, numero 15. Ed ora arriva la numero 16, Erika Grigio, Miss Villa Mocenigo. Complimenti per Erika, grazie mille. E andiamo avanti con la numero 17, Aurora Cipolato, Miss Lush Studio.
Grazie Aurora. Continuiamo con la numero 18, Giulia Cazzola, Miss Fashion Food. Complimenti, un bel applauso per Giulia Cazzola, la numero 18, e andiamo con la numero 19, Alice Pain, Miss Villa Baretta. Grazie ad Alice Pain. Ed ora arriva la numero 20, Emiliana Caerzan, Miss DJ Channel TV. Ragazzi, complimenti a Emiliana Camerzan, che devo dire torna nel dietro le quinte con un bel bottino, ma andiamo con la numero 21, Beatrice Crestani, Miss Venezia Moto. Per Beatrice Crestani. Andiamo con la numero 22, Vittoria Bizzotto, Miss Well Balance. Un bel applauso anche per Vittoria Bizzotto. Andiamo avanti con la numero 23, Irene Masgas, Miss MT Portamento.
Avanti con la numero 24, Giada Campello, Miss Alien Venezia. Giada Campello. E concludiamo con la numero 25, Martina Bressanello, Miss Fashion Food. Anche per Martina Bressanello e per tutte le nostre 25 ragazze che abbiamo visto in questa prima uscita in abito elegante. Insomma, abbiamo visto dei voti anche abbastanza discordanti, ma sappiamo insomma che il bello della giuria è proprio questo, che ognuno comunque ha la propria opinione personale, è assolutamente soggettivo e quindi è bello vedere come insomma abbiamo messo in piedi questa sera una bella giuria, è molto eterogenea, quindi grazie ancora per la vostra partecipazione e soprattutto collaborazione. Allora, sono già pronte le nostre ragazze per la seconda uscita, adesso la nostra giuria appoggerà le card e la votazione sarà segreta, quindi potrete annotare la votazione, la vostra miss preferita, comunque i vari voti che volete assegnare alle nostre ragazze e poi alla fine scopriremo quindi chi si aggiudica quest'anno il titolo di Miss Aurora 2024. Ricominciamo dalla numero 1, pronta per l'uscita in bikini, Ilenia Brancatelli. Facciamo una pausa a Ilenia Brancatelli perché questa è effettivamente la seconda uscita valida per il concorso, quindi adesso le ragazze magari si potranno anche un po' riposare, ma intanto arriva la numero 2, Regina Nodal. Arriva velocemente anche la numero 3, Alice Biasini. Grazie Alice, in bocca al lupo. Andiamo avanti con la numero 4, Ilaria Scatto.
applauso anche per Ilaria Scatto. Andiamo avanti con la numero 5, Carlotta Vio. Grazie Carlotta, in bocca al lupo. E andiamo avanti, veloci con la numero 6, Claudia Scarpa. Grazie Claudia. E arriva la numero 7, Flavia Iseni. Grazie Flavia, in bocca al lupo anche a te, andiamo avanti. Numero 8, Matilde Marcon. Grazie Matilde Marcon. Andiamo avanti, la numero 9, Maria Lucia Minella. Grazie Maria Lucia. Andiamo avanti, la numero 10, Giorgia Scantamburlo. Giorgia, andiamo avanti veloci con la numero 11, Alessia Mattei. Grazie anche ad Alessia e andiamo avanti con la numero 12, Gaia Casagrande.
Grazie anche a Gaia e continuiamo con la numero 13, Linda Favaron. Grazie Linda. Continuiamo con la numero 14, Beatrice Russo. Grazie Beatrice. Continuiamo con la numero 15, Giorgia Fantinello. Grazie Giorgia. Arriva la numero 16, Erika Grigio. Grazie Erika. Andiamo avanti con la numero 17, Aurora Cipolato. Anche ad Aurora e andiamo avanti con la numero 18, Giulia Cazzola. Se ne va da un'uscita secondaria, la nostra Giulia scappata proprio. Andiamo avanti però con la numero 19, Alice Pain. Grazie Alice e andiamo avanti con la numero 20, Emiliana Camerzan.
Grazie Emiliana. Ed ora la numero 21, Beatrice Cristani. Grazie Beatrice. Arriva ora la numero 22, Vittoria Bizzotto. In bocca al lupo anche a Vittoria. Ed ora arriva la numero 23, Irene Masgras. Grazie anche a Irene Masgras. Ed ora è il momento della numero 24, Giada Campello. Anche a Giada e concludiamo con la numero 25, Martina Bressanello. E facciamo un grande applauso anche a Martina Bressanello e tutte le nostre 25 finaliste. Allora adesso loro si possono riposare un pochino, perché potremmo dire che il concorso finisce qui ma non la serata, quindi anche la nostra giuria adesso si può riposare e vi vedete la prossima oretta insieme, oretta e mezza, adesso vediamo. Allora, noi adesso siamo pronti per conoscere meglio anche le nostre finaliste 2023, a partire da Miss Aurora 2023, Beatrice Gelaini. Cosima Cassina, Miss Villa Ducale. Laura Mirinda, Miss 10 Gioielli. Giulia Ballan, Miss DG Mania. Gaia Ferrunato, Miss Giusy Store. Virginia Poppi, Miss Venezia Moto. Ludovica Fallacara, Miss Travel and Bike. E Giulia Di Battista, Miss Fashion Food. Ecco le nostre bellissime Miss.
del 2023, la nostra Miss Aurora, Beatrice Gerain, che vedremo quest'anno a chi darà lo scettro, a chi verrà consegnato il testimone. Anche se in realtà, lo diciamo, ogni anno viene realizzata una corona dello scettro nuovo, quindi quello di Beatrice rimarrà Beatrice, quello della Miss Aurora di quest'anno sarà proprio quello che abbiamo realizzato. Grazie alle nostre ragazze. Allora, cara Manola, che mi porti il foglio con le nostre Miss. Vi dico che sono 10 le ragazze che andremo a fasciare questa sera e ovviamente inizierei dando tutte le ragazze. Sono pronte? Sono pronte. Allora mi faccio qua da parte, qua sotto, cioè io devo venire giù? Ah, vengo giù. Ah, vengo verso di voi, cari giurati. Perché diamo spazio alle nostre 25 finaliste. Allora, facciamo un applauso a tutte le nostre ragazze. Eccole qui le nostre ragazze. Allora, mentre si schierano tutte, io ricordo che la nostra Miss Aurora 2024 avrà già da lavorare, perché il giorno 4 settembre sarà in conferenza stampa all'Hotel Excelsior, nello spazio riservato alla Regione Veneto, per il premio Cinema Leone di Vetro, insieme a Mauro Furlan, che è titolare di Avan Spettacolo. Il 5 settembre sarà poi presente sempre all'Hotel Excelsior a Venezia e il 7 settembre a Due Carrare con il produttore cinematografico Giuliano Mozzato e gli attori del film Antropocene, la violenza sulle donne. In più girerà anche la parte nelle puntate pilota per Netflix del film Braid. L'ho detto giusto? Perfetto. Nessun dato al sicuro. A partire da ottobre farà un bellissimo tour per le fiere del turismo, Rimini, Londra, Milano e Berlino. Inoltre da gennaio condurrà anche un programma televisivo su Caffè TV24 dedicato proprio al format Miss Aurora. Il giorno 6 settembre, vi siete annotate tutte ragazze, che ci abbiamo il calendario fitto. Il 6 settembre tutte le finaliste di Miss Aurora saranno all'ingresso dell'Avan Spettacolo ad aspettare gli ospiti in occasione dell'11ª edizione del premio Cinema Leone di Vetro. Insomma, devo dire che questo appuntamento, o meglio questi appuntamenti, grazie a Miss Aurora sicuramente possono anche aprirvi delle nuove porte, quindi vediamo ecco come Miss Aurora scopre anche delle giovanissime ragazze, alcune anche proprio la prima esperienza, per poi portarle nel mondo della moda e dello spettacolo, ovviamente se si vuole continuare. Lì vedete anche uno splendido abito realizzato dalla Telegiusi che verrà consegnato alla prima classificata, quindi a Miss Aurora, e con quell'abito appunto andrà a Venezia, quindi ancora di più insomma abbiamo un premio, possiamo dire, molto speciale che verrà consegnato alla nostra Miss Aurora 2024. Bene, io ho dato tutte le comunicazioni di servizio ed ora direi di andare a premiare la nona classificata, che è Miss DR Veneto. Miss DR Veneto premio e riceve in buono Amazon uno sconto del 50% da Seabox, uno sconto del 50% da Artface e un profumo Double People. La nona classificata Miss DR Veneto è... Aspetta, ma chi è che premia? Chi facciamo? Carlotta Scarpa premia la nona classificata Miss DR Veneto, che è la numero 15, Giorgia Fantinello.
e la nostra Miss DR Veneto Giorgia Fantinello. Complimenti! Grazie mille, grazie anche a Carlotta. Passiamo ora a Miss Venezia Moto. Riceve un premio offerto da Venezia Moto, uno sconto del 50% da C-Box, uno sconto del 50% da Artface, una ricostruzione in unghie by Cristina e un profumo Double People. Miss Venezia Moto viene premiata da Virginia e Giulia. Miss Venezia Moto è la numero 5, Carlotta Vio. Moto Carlotta Vio. Ed ora andiamo avanti con la settima classificata, scusate, Miss Well Balance. Riceve un trattamento Well Balance, uno sconto del 50% da C-Box, uno sconto del 50% da Artface e un profumo Double People. La settima classificata Miss Well Balance viene premiata da Leonarda e Giulia. Settima classificata Miss Well Balance è la numero 23, Irene Masgras. Complimenti alla nostra Miss Well Balance, Irene Masgras. Passiamo ora alla sesta classificata, Miss Lash Studio. Riceve un premio, una laminazione ciglia presso lo studio, uno sconto del 50% da Artface, uno sconto del 50% da C-Box, un profumo Double People e un premio Suki Shop. Premia Paola e Ludovica. Miss Lash Studio, sesta classificata è la numero 17, Aurora Cipolato. Complimenti Aurora, Miss Lash Studio. Ed ora andiamo alla quinta classificata, Miss Spazio Daily Magazine. Riceve un profumo Double People in intervista per la rivista Spazio Daily Magazine, uno sconto del 50% da C-Box, uno sconto del 50% da Artface, il premio Suki Shop. Premio, eccolo! E allora, fascia e corona ce le abbiamo per Miss Spazio Demo Magazine, che è la numero 9, Maria Lucia Mirella. Grazie Stefano, complimenti alla nostra Maria Lucia. Quarta classificata ora, Miss Stereo Città. Riceve un corso di formazione come speaker radiofonica negli studi di Stereo Città, uno sconto del 50% da C-Box, uno sconto del 50% da Artface, un profumo Double People, un premio Suki Shop. Massimo, eccolo qui, grazie ancora per essere stato nella nostra giuria.
classificata Miss Stereo Città è la numero 16, Erika Grigio. Ed ora ragazzi andiamo sul podio con la terza classificata, Miss Alien. Riceve un anno di trattamento nel centro e prodotti Alien, premio Art Face, uno sconto del 50% da C-Box, un premio Well Balance, un premio LB Maison, un profumo Double People e un premio Rialto, Aslo Rialto. Allora, Laura e Verusca a premiare Miss Alien, terza classificata. Terza classificata Miss Alien è la numero 24, Giada Campello. Complimenti a Giada Campello. Grazie Verusca, la nostra Miss Alien. Ed ora Miss Villa Ducale, a premiare chiamo Elisabetta del Consorzio Ville Venete. Miss Villa Ducale riceve un soggiorno per 2 persone in villa, un premio Art Face, un premio Alien, uno sconto del 50% C-Box, un premio 28.12, un premio Jasquet, un premio LB Maison, un profumo Double People, un premio offerto da Giusy Store e un premio offerto da Well Balance. C'è la vostra Carlotta Aldighieri, le due bionde, sembrano le sorelle Kessler, le gioielle Kessler. Allora, Miss Villa Ducale, seconda classificata è la numero 10, Giorgia Scantamburlo. Grazie ragazze, complimenti! Ed ora vi facciamo attendere ancora qualche istante per la prima classificata, perché adesso è il momento della fascia di Miss Fashion Food, fascia speciale, accede di diritto alla finale di Miss Fashion Food il 14 settembre. È stata scelta proprio da Stefano Aldreghetti, riceve una cena per 2 al Salotto Aldreghetti, uno sconto del 50% da C-Box, uno sconto del 50% da Art Face e un profumo Double People. Miss Fashion Food è Claudia Scarpa! Grazie Maura, grazie mille, complimenti Claudia. Allora, prima di passare alla prima classificata vorrei ringraziare ancora la pasticceria Danieli che questa sera mi ha accompagnato questa serata con un dolce speciale preparato dalla storica pasticceria Danieli
L'avete ricevuto il dolce? Non ancora? Allora vi faccio un piccolo spoiler. È la pasticceria Danieli che ha realizzato il dolce che tra poco degusterete. Forse. No, c'è. È un'istituzione a Marghera, è stata fondata nel 1974 da Giorgio Bonato e Anna Maria Danieli. La pasticceria festeggia quest'anno il suo 50° anniversario ad ottobre. È un traguardo che ovviamente testimonia la dedizione e l'amore con cui hanno costruito e curato i loro laboratori artigianali. Nel corso degli anni la pasticceria è diventata poi un punto di riferimento per chi cerca prodotti artigianali e tradizionali, tramandando la passione per la pasticceria di generazione in generazione. Oggi sono i figli di Giorgio e Anna Maria insieme alla nipote a portare avanti questa eredità con la stessa passione. Il dolce che vi verrà servito stasera è stato creato da Lisa Bonato, la figlia, continuando così la tradizione familiare con maestria e creatività. Ovviamente vi invitiamo anche a visitare la pasticceria Danieli che si trova in piazza Mercato 9 a Marghera, dove potete gustare pastine, torte e tante altre delizie artigianali. Non perdete quindi l'occasione di fare una tappa quando vi trovate al mercato di Marghera. Io però vi chiedo, ragazze, di fare un passettino più in là. Più in là. Più in là. Più in là. Perché prima di andare a premiare la nostra Miss Aurora 2024 vogliamo dare un'altra fascia speciale. Prego regina. In un mondo dove le sfide sono all'ordine del giorno, Manola Tabacco ha dimostrato una straordinaria determinazione e passione nel portare avanti il suo concorso di bellezza. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso, Manola ha saputo creare un evento che non solo celebra la bellezza esteriore, ma valorizza anche il talento, la personalità e l'unicità di tantissime ragazze. Grazie al suo impegno e alla sua visione, molte giovani donne hanno avuto l'opportunità di brillare e di crescere, sia personalmente che professionalmente. Si è spento il microfono. Manola, il tuo lavoro è una fonte di ispirazione e un esempio di come la dedizione e la passione possono superare ogni ostacolo. Grazie per tutto ciò che fai. E qui Giulia Urbinati e Beatrice Tomada, questo è per te Manola, vieni qua! Eccola, questo è per te Manola! Perché veramente dietro a questa serata, dietro a tutte le selezioni... ma non mi eri pronto Marietto qua con i premi? Mannaggia, certo che nel fatto di sfilato... Facciamo un applauso alla nostra Manola! E stasera ti facciamo pure, hai capito? Con la fascia di Gini Ferro Team è il nostro premio speciale per la nostra Manola, incoronata pure! Mamma mia! No, non piangono le miss, non piangono le miss. Grazie Manola, grazie davvero per tutto quello che fai e che hai fatto e che farai. Perché Miss Aurora continua. Per te. Venite più qua adesso ragazzi, vi lascio lo spazio. Perché è arrivato il momento solenne. Siamo pronti quindi per scoprire chi si aggiudica il titolo quest'anno di Miss Aurora 2024. Miss Aurora riceve la corona realizzata da Giulia Liria Danieli, lo scettro meraviglioso realizzato dalla vetreria Lavai, 3 trattamenti dalla make-up artist Carlotta Neo, un premio Well Balance, un portfolio C-Box, uno shooting con Matteo Giacometti, un trattamento Art Face, un premio Aniset, un abito della Telegiusi, un premio Alien, un premio di LB Maison, un gioiello offerto dalla Giulia Danieli e un profumo Double People. Miss Aurora 2024 è
Siete bellissime e quindi continuate ancora in questo mondo se vi piace. Mi sta mollando pure il microfono, mi dice basta Chiara, non ci, basta. E allora io direi di venire qui con Manola in questo colore predominante che è il rosso, che è il colore dell'amore ed è il colore con il quale noi diciamo basta alla lotta contro la violenza sulle donne, perché la bellezza è in ognuno di voi e in ognuno di tutti noi, e quindi viva ancora la bellezza di Miss Aurora e viva la bellezza del nostro meraviglioso Veneto, il nostro territorio. Grazie a Villa Ducale. Dove sono i ragazzi di Villa Ducale? Vabbè, li ringraziamo, tutto lo staff. Grazie ancora Manola, grazie alle nostre meravigliose ragazze, la nostra Miss Aurora 2024. Io ringrazio tutti voi presenti, ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito da casa in diretta su Felicità e su Facebook GDFR Team. Grazie a tutto lo staff di MT Eventi, il nostro buon Nico, il nostro Matteo, il nostro Mario, le nostre ragazze, Carlotta, quante Carlotte c'è? Abbiamo una cifra di Carlotta, ma soprattutto grazie a tutti voi che avete reso questa serata unica e speciale. Ma io voglio dire grazie al mio staff, perché senza di loro tutto questo non poteva succedere. Grazie Manola! Grazie davvero a tutti voi per essere stati con noi, spero sia stata una bella serata. Adesso veniva il dolce, altrimenti vado in cucina. E noi ci ritroviamo alla prossima edizione di Miss Aurora 2025, quando, già da settembre, non si perde tempo, quindi seguite tutte le pagine social, Instagram e Facebook di Miss Aurora. Viva Miss Aurora e viva la bellezza! Grazie ragazze! Buonanotte a tutti! Ed eccoci qua. Abbiamo Giulia, finito. È terminata. Anche questa serata, questa finalissima, questi 3 giorni, questo Ambaradam è terminato, cara Sì, Giulia. anche perché questa sera è stata intensa. Tu in regia, io ho fatto Jolly Girl. Sì, esatto. Ho fatto la Jolly Girl. Penso di non aver mai smesso di correre. Mi sono fermata ora. Sono stanca ma soddisfatta. Ma la cosa migliore che è successa questa sera è che abbiamo cambiato le finaliste. Sì, abbiamo Posso dire 10 anche nuove finaliste. Anche un po' a malincuore. A malincuore, sì. Beh, Perché è sempre nonostante comunque tutta ce l'avamo affezionate. Ma è sempre comunque un po' una tristezza quando le miss in carica lasciano il proprio posto alle nuove miss. Sì, alla fine. va detto assolutamente. Ma siamo qui con la terza classificata della serata, che appunto è Miss Aliem, che è questa splendida ragazza. E se avete visto, come avevamo già preannunciato appunto nella intro, hanno tutte la loro coroncina. Ma ora presentate il nostro pubblico. Ciao a tutti, sono Campello Giada, ho 18 anni e vengo da Santa Maria di Sala in provincia di Venezia. Nella vita cosa fai? Un po' tu, raccontaci un po' di te. Ho finito quest'anno le superiori, mi sono diplomata all'indirizzo moda e adesso sto cercando un'occupazione fissa. Bene, allora io direi che la domanda è di rito, a parte il fatto che questa coroncina È da quando da quando le hanno messo la corona che continua a guardarmi e dirmi ma è al centro, ma è dritta. Ma mi sta cadendo. Sei contenta di questa fascia? Te l'aspettavi? Contentissima. Non mi aspettavo di arrivare così tanto avanti, però ci speravo tanto. Bene, dai, siamo molto felici per te. Sai che adesso inizierà un anno molto duro, assolutamente. Sai che comunque questa fascia comporta anche dei vincoli e dei sacrifici, perché comunque Certo. tu adesso sei legata al concorso appunto per un anno, fino al prossimo anno, però possiamo assicurarti che comunque questo vincolo non sarà un vincolo brutto, anzi sarà un bellissimo vincolo, un vincolo piacevole, pieno di opportunità. Assolutamente, ti dedicherai tutto l'anno a rappresentare la tua fascia con Miss Aurora, ma possiamo assicurarti, perché noi siamo sempre con Miss Aurora e MT Eventi in tutte le cose che fanno, vi godrete tutto al pieno, va detto. Allora, cara Giulia, io direi che lei è contenta,
è felice, è pronta a lavorare quest'anno con MT Eventi e con Miss Aurora, però io vorrei sapere se anche la seconda classificata è così contenta. Assolutamente, quindi io direi di chiamare subito la seconda. Seconda classificata. Oh yes, Miss Villa Ducale. Ma perché? Seconda classificata, Miss Villa Ducale. Chi è? Antipatica, non voglio più lavorare con te. Buonasera. Ricordo che sei tu una mia dipendente. Gne. Buonasera. Ciao. Nome, cognome, età, da dove vieni, cosa fai nella vita, hobby, Hai mai passioni. ucciso con l'aspirapolvere il tuo criceto? E oggi abbiamo. Ecco, bene, la domanda nuova di questa sera è il tuo numero di scarpe. Ok. Prego. Allora. Ciao, sono Giorgia Scantamburlo, ho 14 anni, vivo a Favaro Veneto e il prossimo anno vado a studiare costruzione ambiente e territorio. Da grande mi piacerebbe diventare una modella oppure un architetto o designer di interni. Il mio numero di scarpe è il 38. L'ha detto davvero. bello. Il criceto invece come era morto? Di freddo. Di freddo, era fuori nella gabbia. Dove Brava, l'hai lasciata? intelligente, devo Dicembre in dire. terrazza? No, ma era tipo aprile. Vabbè, ma fa a freddo, aprile. poverino. Vabbè. Povera anima. Sei contenta questa sera? Sì, sono abbastanza soddisfatta, dai. Abbastanza soddisfatta. Abbastanza. Sì. Secondo posto, coroncinata, ma è abbastanza soddisfatta, dai. Sei Però- contenta di tornare a casa tua dopo questi giorni? Sì, sono molto contenta, ho male ai piedi. E sono stanca. Ti capiamo, Stella, ti capiamo Magari molto bene. ha anche fame perché in questi giorni hanno mangiato come bui, ragazzi, ve lo diciamo. Tante verdure abbiamo mangiato. Ma cosa stai dicendo? Toccato le verdure mai, le abbiamo dovute costringere oggi. Io ho mangiato un sacco di verdure perché mi piacciono. Vabbè, facciamo finta di Io non ho crederti, questi dai. ricordi di avervi servito così tanta verdura. Facciamo finta di crederle, dai. Ma pronta a lavorare quest'anno? Sì, sono prontissima, non vedo l'ora. Ah, bella, questa è una bella risposta, Sono mi piace proprio molto. contenta. Tu sai vero che ci saremo io e Giulia così come dei condor che ti guardiamo dall'alto? Beh, almeno siete simpatiche, dai. Almeno. Boh, meno male, dai, sono contenta di essere risultata simpatica dopo questi Vabbè, giorni tu di calcola che dopo, allora questo qua è il quarto anno Eh. di Miss Aurora. Sono partiti da io ho paura di lei, la odio perché mi fa le domande strane. E vabbè, dai, non è così male, però comunque io con lei le interviste non le voglio fare, ogni volta costrette. Poi hai, dai, va bene, però è dolce, cioè ci aiuta su tutto. Adesso sono quasi simpatica. Ma sai perché quest'anno sei quasi simpatica? Che ci sono io. Giusto? Perché c'è la Ginevra. Ti è, mi fia. Ecco, niente, Ginevra mi ruba lo spotlight. È da quando ho fatto un bambino che ormai ho fatto l'upgrade. Ma invece di parlare di altre cose cerchiamo di parlare appunto di questa splendida serata. Qual è stata l'uscita che hai preferito? Mi è piaciuta quella con i gioielli. Quella con i gioielli in pelle. Molto bella, sì, anche io che ero in regia ho trovato una coreografia molto molto bella. Io metterli e toglierli lì. Ma quello non era il mio problema comunque. Sei divertita insomma alla fine di tutti Sì, questi sì, 3 sì. giorni? Sei divertita, hai fatto più amicizia con le tue Mi colleghe? sono trovata molto bene con le ragazze. Io devo fargli un apprezzamento. Noi ce le avevamo come lei e le sue colleghe come vicine di camera. Bravissime. Mai Un silenzio tombale. Attenzione. Ops. Mai sentite, strabrave, va detto, perché sono state bravissime, non hanno mai fatto rumore, sono tornate in camera sempre silenziose, anche se hanno fatto casino. Non le abbiamo sentite perché sono state veramente brave a rispettare comunque anche il fatto che ci fossero dei vicini. Questo ha detto, brave, complimenti. Allora, carissima nostra Miss Villa Ducale, noi ti lasciamo andare. Assolutamente. Vai a levarti i tacchi, tesoro. Grazie. Giulia, Ci manca solamente la protagonista della serata. assolutamente. Quindi io direi che possiamo chiamarla. Assolutamente, congediamo la nostra Miss Villa Ducale e chiamiamo qui con noi Miss Aurora 2024. E Miss Aurora 2024 è Emiliana. Olè! Allora Emiliana, io credo e spero che ormai tu sappia tutto quello che devi dire stasera. Vai! Allora, io sono Emiliana Camerzan, ho 15 faccia. anni, sono di Bolzano e studio turismo, sì. Ha avuto un dubbio su Non quello è che sicura. studia! Allucinante! Perché è estate, è 3 mesi che non mette piede a scuola, È vero, normale. è vero. Poi, Hobby, Mi piace cantare, mi piace sfilare e cosa fai nella vita? studio. Oltre a studiare, per carità del Non faccio Signore. nient'altro, sto a letto Basta. tutto il tempo e guardo il telefono. bene, Ottime passioni. quest'anno tu non avrai il Esatto. tempo di fare queste cose perché tu quest'anno sei Miss Aurora 2024. Quindi, oltre allo studio,
tutto il tuo tempo sarà impegnato ad imparare un sacco di cose con gli insegnanti e in più a fare un sacco di lavori che ti porteranno veramente delle grandi gioie, delle grandi soddisfazioni, delle grandi opportunità. Delle grandi anche qua. opportunità, assolutamente, però sai che ci vuole veramente tanto impegno e sai che comunque molto spesso dovrai fare tanti spostamenti, dover andare sempre molto spesso via. Abbiamo anche dei giorni in cui siamo via con tutto lo staff, quindi sei pronta a prenderti questo impegno? Sono prontissima. Sei contenta? Sì, tantissimo. Non si vede per niente No, che... figurati. Ma tu l'hai vista? No, io Quando li ho sparati l'hanno- coriandoli in testa. Ecco, allora io ti consiglio di andare a vedere il video, il filmato che uscirà a breve sul sito di GD Ferro Team. Sul A breve, canale YouTube. Dappertutto, quello che vuoi tu, cara Giulia Urbinati, perché quando l'hanno chiamata, lei ha avuto questa esatta reazione. Non sapeva neanche di essere lei. Ci hanno chiamato il suo numero, ha avuto un momento Sì, di... allora io so che Chi? di solito tutti gli anni quando dicono all'istruttrice fanno esattamente questa cosa. Quindi io non l'ho vista ma ho immaginato. È stata proprio così. Che emozione hai provato? Non dirmi gioia e contentezza perché lo immagino. Vai! Emozionatissima. Io sai però cosa ho notato? I genitori. Ecco, quelli no, non li ho notati. Perché io ero dietro e quindi ho visto un tavolo fare A chi dai la tua vittoria stasera? A mia mamma e mia sorella che mi hanno sempre sostenuta e soprattutto a mia mamma perché lei si fa 4 ore di strada sempre per accompagnarmi a questi concorsi e salta molto spesso anche il lavoro e quindi le dedico questo scettro e questa corona. Oh, Che cosa grazie bellissima. mamma. È una cosa veramente meravigliosa anche perché comunque ricordiamo che lei è Miss Aurora 2024 ma è anche la Miss che porta lo scettro e la corona che hanno un grandissimo significato e un grandissimo valore perché appunto lei porta sulla sua testa e al suo braccio lo scettro che simboleggia la violenza sulla donna, quindi lei quest'anno farà anche un sacco di attività e avrà anche un sacco di opportunità di poter parlare di questa cosa e poter far sì che magari i giovani d'oggi vengano più sensibilizzati su questo argomento. Io penso che sarà veramente molto brava perché come abbiamo visto tutti al salotto delle Miss, perché l'avete visto tutti, dovete averlo visto tutti che sennò vi legno, sono state bravissime, sono state veramente meravigliose a esprimere veramente il loro pensiero su questa cosa e va detto che per quanto riguarda appunto la sensibilità di queste ragazze hanno vinto tutto il primo posto. Assolutamente sì. Però l'unica rappresentante è stata Emiliana e noi siamo veramente molto felici di questo perché mi ricordo che aveva fatto veramente un bel discorso, quindi sono molto contenta di questa cosa e non vedo l'ora di vederti in azione già tra pochissimi. Io speravo di non vedervi per un po', prossima settimana vi vedo, mi sparo in fronte e niente. Allora Giulia, Emiliana, questi 3 giorni sono finiti. Meno La male. finale è finita. Meno male. Abbiamo qualche giorno di pausa. No, noi no, Noi domani no. siamo di Tu nuovo a sì, lavoro. per fortuna. Io sì. Però io direi che è una certa ora. È una certa e ora io male e ai piedi. noi concediamo Emiliana, quindi noi la congediamo, la rimandiamo dalla sua mamma e da sua sorella. Grazie. Quindi noi ti ringraziamo tantissimo. Amici di GD Ferro Team, siamo orgogliosi, io sinceramente sono alta ancora più 2 metri di orgoglio, va detto, perché abbiamo una nuova Miss GD Ferro Team, anzi una Queen GD Ferro, una Queen GD Ferro Team che è Manola, che abbiamo voluto fargli questa sorpresa perché ormai sono veramente tantissimi anni, possiamo dirlo che ci ha cresciuto. Quello sì. E quindi avendo fatto anche questa serata che è stata molto bella, molto speciale, dove hai portato anche temi meravigliosi e ci hai sempre tenuto coinvolti e ci tieni sempre coinvolti, ci mandi anche esauriti, va bene. però noi abbiamo voluto, dato che tu ci fai sempre sentire parte della tua famiglia, noi abbiamo voluto farti diventare parte integrante della nostra. Che bello. E io sono felicissima. Felicissima. Ma ora, dato che tu non l'hai mai fatto sulle nostre telecamere, presentati al nostro pubblico. Ciao a tutti, sono Manola Tavacco, patron di Miss Aurora, nonché agenzia MT Eventi Venezia. Tutto il resto anche. E tutto il resto. Dai. Mamma a tempo pieno. Vabbè, dai. Hai mai aspirato un cricetto? No. No. Ucciso un pesce Mi rosso? sono corsa dietro un cricetto quando ero piccolina. Però Bene, te hai realizzato, perché io adesso ovviamente devo fare le memorie, tu hai realizzato questo tuo progetto con i concorsi, io me lo ricordo ancora, con Tu Modella per un Giorno, che è stata la sì. prima agenzia che tu avevi aperto, per la quale ho sfilato anch'io con te tantissime volte, ho avuto anche
dei bellissimi ricordi oltre Anche che delle Beatrice? bellissime fasce. No, io sono Solo arrivata. Miss Aurora. Io sono arrivata. Mi hai scoperto tu con Miss Aurora. Questo è da Pensa dire. a te. Sì, e quindi Questo lei è da è dire. stata una delle prime comunque da noi che aveva realizzato questa cosa, ha iniziato a fare concorsi con Miss Marghera, che è stato sempre molto seguito, è sempre stato molto bello. Ora c'è il Fashion Food, si è ampliata, adesso ha un concorso nazionale, ha un sacco di seguaci, la diretta gli è andata benissimo e siamo tutti molto felici. Ha creato questa famiglia stupenda che è appunto MT Eventi, la scuola di portamento, le Miss che ci portano angosce, di tutto. Vabbè, famiglia. Famiglia, hai creato una famiglia. E va detto che noi ti vogliamo fare anche i complimenti perché sei stata veramente brava, la serata è riuscita benissimo. E come sempre se ci sono stati intoppi nessuno l'ha notato perché sei sempre Però stata brava a posso gestirli. dire, Carlotta ha fatto un bellissimo discorso nel backstage, perché quest'anno abbiamo avuto 25 finaliste molto molto brave. Sì. Non posso dire che ci sono stati divergenze tra di loro. No, è stato un miracolo quest'anno. No, infatti quest'anno è stato molto bello, nel senso che hanno fatto tantissime attività, perché è vero, ogni anno se ne fanno tantissime. Sì. Forse ho un po' esagerato quest'anno. No, secondo me no, perché io ho visto che tu le hai anche un po' troppo coccolate, perché la metà delle attività erano attività di coccola e erano tutte sempre Sì, stanche. Io il prossimo sicuro. anno metterei la leva militare obbligatoria di un giorno. Però dai, è stato un bel tour de force. Sì, quello sì. È stato un bel tour de force per loro Sì. e per noi. Però dai, diciamo che Antonella Giulietti, che è la mental coach, Sì. ci ha aiutato molto in questa finale. Penso non solo a noi come insegnanti, come patron, come talent scout, che è la mia Carlotta, che adoro, e tutte le ragazze, diciamo, sono state ben istruite per questa finale. Quello sì, però io vorrei fare anche un ringraziamento, penso che tu sia d'accordo, ai genitori delle ragazze. Sicuramente. Perché io e Beatrice abbiamo notato questa cosa nel salotto. Allora, lei è il primo anno che lo fa, però io l'ho notato a differenza degli anni scorsi. Ti è piaciuto il nostro salotto? Tantissimo, tantissimo. Sai che il salotto continua? Certo, ma mi certo, sembra ovvio ma anche il certo che il discorso. salotto continua, ma di questo ne parleremo più avanti. Bene. Ma io voglio veramente ringraziare i genitori di tutte le ragazze, perché c'era un argomento veramente delicato che andava preso in una maniera seria, ma comunque andava detto in una maniera tale che potesse arrivare a tutti, e io ho notato che tutte le ragazze avevano la sensibilità giusta per poterlo affrontare e l'intelligenza per poterne parlare. Sì. E qua secondo me bisogna anche ringraziare molti genitori per l'istruzione che gli è stata data. Sì, certo, questo sicuramente. E io dico solo una cosa, ragazze, e mi raccomando, se avete violenza psicologica, violenze, qualsiasi tipo di violenza, le prime persone che dovete parlare, ricordate che sono sempre i vostri genitori. Anche perché loro sono sicuramente i primi che senza A darvi una giudicarvi mano. e nulla vi daranno A sempre darvi una un mano. aiuto. Questo va detto anche perché abbiamo visto, abbiamo perché al di fuori delle telecamere, sapete che GD Ferro Team le segue sempre, le segue ovunque, a volte anche in bagno, no scherzo. Però va detto che noi le seguiamo veramente dappertutto, e quando magari le telecamere erano spente, parlando anche un po' tra ragazze, tra di noi, va detto che purtroppo, è brutto da dire, ma quasi tutte noi abbiamo avuto purtroppo un episodio comunque di violenza o comunque di molestie, Diciamo che- e quindi purtroppo è una cosa che accomuna tutti. Però sei stata brava tu, Manola, a far sì che questa cosa, che è un trauma per molti, a trasformarla in questa splendida serata che ora sarà magari un aiuto in più per uscire dall'ombra e per poter finalmente andare a denunciare o a parlare con l'amico, a parlare col genitore, per far sì di uscire da questa spirale. Speriamo tanto. Lo spero tanto. Bene, noi non possiamo fare altro che ringraziare di nuovo la nostra Manola Tabacco. Grazie a voi, e io sono felicissima di far parte della mia nuova famiglia GD Ferro Team. Bene, e mi raccomando amici di Ferro Team, perché noi non abbiamo finito, noi già prossima settimana siamo di nuovo con MT Eventi e poi siamo già di nuovo con loro tra 3 settimane. Il 14 Assolutamente. settembre c'è la finale del Miss Fashion Food che si terrà al Parco Catene. Esatto. E poi si riparte subito. Ma ne abbiamo anche un'altra prima. Ah beh sì, l'avanspettacolo. Sì, abbiamo l'avanspettacolo che l'anno scorso mi è tutto L'avanspettacolo. vittime. Speriamo che quest'anno No, no. dai, quest'anno dai. Quest'anno speriamo conto. vada tutto bene. Abbiamo Ci l'avanspettacolo, poi abbiamo il Fashion Food e poi ripartiamo subito con il tour a settembre. Sì. Perché Manola Non si ferma mai. non si ferma Non si mai, ferma non mai. si ferma Non si mai. ferma mai. Noi le ferie non sappiamo cosa sono,
Però va detto che qua da Miss Aurora, sapete che siete Miss fasciate o non fasciate, troverete sempre una famiglia e sempre un posto dove sapete che verrete accolte a braccia aperte, perché noi non discriminiamo nessuno, anzi amiamo l'inclusività che ha creato Manola. Infatti avete visto tutti i tipi di ragazze questa sera, questa è una cosa che va detta, e quindi complimenti Manola per tutto quello che hai creato in tutti questi anni che lo fai. Grazie, E amici di GD Ferro Team, noi non possiamo fare altro che tutte e tre darvi un enorme bacio, un enorme saluto, e ci vediamo ai prossimi appuntamenti con Miss Aurora e MT20. Buonanotte. Notte. Bene amici GD Ferro Team, questa serata si è conclusa, bisogna dire che è sempre stata piacevole, divertente, questi 3 giorni sono stati intensi ma sempre molto belli. Assolutamente sì. Ma io voglio fare veramente un ringraziamento speciale a Manola, tutto lo staff, cioè anche a noi. Per essere così umili, si suol dire. Però adesso, chiudendo un attimo l'angolo della risata, io vorrei veramente far presente a tutti voi che ci seguite, siete tantissimi, siete meravigliosi, siete sempre qua per noi per ascoltarci. Direi che quest'anno e l'anno che verrà rappresentato è un anno che spero vi faccia riflettere, spero che ogni volta che sentirete il nome di Miss Aurora riflettiate e ragioniate su com'è essere donna, su cos'è la violenza sulle donne, e spero che questo scettro e questa corona tinta di rosso e questa serata tinta di rosso sia per voi un ricordo indelebile su cosa non dovrà mai più accadere in Italia e nel mondo, e che una donna debba sempre sentirsi libera. Noi ringraziamo lo staff di Miss Aurora, lo staff di MT20. Ma detto questo io vi saluto, vi do un grandissimo bacio e ci vediamo veramente tra pochissimo, cioè tra 3 settimane, per la prossima tappa di Miss Aurora. Un bacio!